Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, siamo di nuovo qui insieme pronti per commentare una nuova interessante partita. Sono il maestro Fide con il Napoli e la partita che vi presento oggi è stata giocata pochi giorni fa in occasione del campionato a squadre rumeno. Con il bianco abbiamo il maestro internazionale Albert Vaida e con il nero il maestro internazionale, quindi pari categoria, Johan Cosma. Vediamo subito com'è andata. Quindi E4 per il bianco, C5, siamo chiaramente nel pieno della difesa siciliana e a questo punto il bianco ha giocato una mossa strana. Ok, dico strana perché come molti di voi forse sapranno, prima o poi il nero quando gioca la siciliana vorrà fare la spinta in D5 e dato che il nero vuole effettuare questa spinta, l'alfiere in C4 sicuramente aiuterà il nero alla lunga per cercare di realizzare questa spinta. C'è da dire che l'alfiere in C4 potrebbe anche essere attaccato lateralmente con A6B5 e oppure, come dicevo prima, centralmente con E6D5. Quindi questa mossa alfiere C4 vi dico che è sicuramente un approccio molto difficile da bianco contro la difesa siciliana. Cavallo F6 giocata, si attacca il pedone centrale e a questo punto il bianco fa un po' capire il suo stile di gioco perché sembrerebbe molto naturale difenderlo con D3, difenderlo con donna E2 oppure un normalissimo salto di cavallo in C3, anche questo chiaramente difenderebbe il pedone. Invece dopo C3 si intuisce che lo stile di gioco del bianco è uno stile molto aggressivo, dinamico, il bianco sta cercando di sorprendere un po' la preparazione avversaria, cercare di portare il proprio avversario su un territorio poco noto. Cosa potrebbe accadere in caso di questa cattura? Chiaramente la tattica esiste, è vero che abbiamo dato un pedone centrale, però l'attacco arriverà così. La donna da scacco intermedia, un pezzo del nero dovrà difendere, in questo caso posiziona l'alfiere qui, l'alfiere cattura F7 e dopo la ricattura del re la posizione che si otterrà è questa qui. Chi è che sta meglio? Non è così chiaro, è vero che il nero si ritrova con il re al centro, però il nero è la coppia degli alfieri. Cosa significa? Che più avanti il nero cercherà di aprire la posizione per dare spazio ai suoi fortissimi alfieri, mentre il bianco deve cercare di creare un gioco dinamico e, cosa molto importante, cercare di bloccare quanto prima magari il pedone 7, cercare di fare in modo che questo pedone E7 resti arretrato e nel frattempo portare anche questo cavallo in gioco. La partita è continuata in modo più semplice, quindi E6 per sottrarsi da quelle minacce, occhio, il nero vuole catturare in 4. D3 giocata, alfiere 7, cavallo D2 e dopo arrocco anche per il bianco, quindi entrambi sono riusciti a superare in modo semplice l'apertura. D5, il piano che avevamo annunciato prima, che è anche il piano tematico dell'apertura del nero. A questo punto l'alfiere bianco si ritira in B3 e più avanti il bianco avrà l'obbligo di dare a questo alfiere un senso. Chiaramente finché si mantiene su questa diagonale le sue possibilità di attaccare il re sono veramente poche, perché come vedete ci sono 1, 2, 3 pedoni pronti a chiudere quella strada. E allora questo alfiere solitamente si ricicla qua. L'alfiere si ricicla in C2 collegando l'idea di aver messo un alfiere in C2 alla spinta in E5. Vediamo un po' come va la partita. Pedone cattura in E4, il bianco riprende, cavallo C6 e a questo punto occhio perché il nero ha permesso questa possibilità al bianco e il pedone in E5 sta benissimo perché era proprio il suo piano. Il piano del bianco era proprio quello di spingere in E5 per poi riabilitare l'alfiere sulle case bianche. Cavallo va in D7. La donna in E2, chiaramente c'era un doppio attacco sul pedone centrale, quindi qualcuno deve difenderlo. In questo caso la donna in E2 sta bene e si dice che la donna in E2 lasci spazio anche alla torre che in D1 potrebbe creare ulteriori complicazioni. Donna C7 per il nero, arriva un terzo attaccante, quindi abbiamo bisogno di un terzo difensore. La torre in E1 ovviamente interviene in difesa e sta abbastanza bene. La partita prosegue, B6, alfiere C2 e qui già si possono intuire delle coordinazioni in attacco. L'alfiere in C2 insieme alla donna potrebbero minacciare matto. L'alfiere C2 insieme al cavallo, chiaramente bisogna prepararlo un po', però l'idea potrebbe essere che prima o poi il bianco salta con un cavallo in G5, ci sarà un po' di pressione sulle case bianche, in particolar modo sulla casa H7 e sulla casa F7. Alfiere B7 sulla scacchiera, A4, cerchiamo di limitare un po' il gioco del nostro avversario. Cavallo E5 giocata e a questo punto, dato che abbiamo tolto un attaccante sul pedone 5, il bianco ha il tempo di fare questa mossa. Questa è una mossa che in realtà voleva fare anche da prima. E l'idea di cavallo in E4 potrebbe essere pianificare un possibile ingresso in D6, creazione dell'avamposto, quindi il cavallo viene migliorato,
Il cavallo dei 4 potrebbe saltare in G5, dunque casa di passaggio potremmo saltare in G5 facendo pressione appunto sulle case bianche. Cavallo per E5 sulla scacchiera, è vero che il cavallino E4 chiaramente chiude la difesa dei pezzi pesanti sul pedone in E5, però questo pedone il bianco vuole sacrificarlo. Voleva darlo da prima, infatti questo cavallino E4 è giustificato dalla prossima mossa, che è quest'altro cavallo F che salta in G5. Dicevo prima, dopo le prime mosse, ho detto ok, si può intuire lo stile dinamico, tattico del giocatore con il bianco, ed effettivamente qui il bianco sta facendo venire fuori proprio tutto il suo stile, perché abbiamo dato un pedone centrale per giocare con 1, 2, perché la donna prima o poi andrà in H5, 3, 4 pezzi contro l'arrocco. Nei peggiori dei casi interviene l'alfiere, infatti anche questa coordinazione merita attenzione, perché abbiamo la coppia degli alfieri che punta sullo stesso lato della scacchiera contro il avversario. Cavallo G6 giocata, portiamo un difensore, però questo difensore in realtà non ha un gran futuro, perché la donna in H5 minaccia il pedone H7 e dopo il cambio H6 sembra dovuta. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Qualcuno dirà, ok, dopo H6 questa è una tattica tipica, una posizione che vedo sempre nei quiz che svolgo durante la settimana, e ci sarà cavallo per F7. Cavallo per F7 lui riprende, io riprendo G6, sono contento perché mi resta la coppia degli alfieri in attacco. Se non fosse che c'è un dettaglio, e il dettaglio è che la torre con la donna sono coordinati sulla colonna F, e dopo la cattura scacco, il re si sposta, e qui chiaramente c'è scacco matto sia con la donna per G2, ma anche il tipico e solido matto del corridoio. E allora questa tattica con cavallo per F7 in realtà il bianco non è in grado di giocarla, però c'è anche da dire che nel momento in cui sposta il cavallo la minaccia resta. Quindi alfiere per G6 è una delle idee che cerca di creare il bianco, una semplice cattura in G6 che rovinerà la struttura dei pedoni dell'arrocco del nero con una notevole e importante iniziativa. La partita continua, torre di 8, alfiere per H6. Questa è probabilmente una mossa che è sfuggita o comunque è stata sottovalutata dal nero. In questa posizione si può intuire che quest'alfiere vuole giocare su G6, probabilmente un po' come prima, dopo il cambio in G6 il nero voleva rispondere con donna F7, alleggerendo un po' la posizione, cercando di attaccare immediatamente l'avversario. Un altro possibile controgioco potrebbe essere per il nero la creazione di questa batteria alfiere donna per minacciare il matto in G2. Alfiere per H6 è un dettaglio importante, perché questa è diciamo che siamo in un punto di non ritorno, o alfiere per H6 vince oppure una mossa che perderà. La partita continua, il nero accetta questo sacrificio, il bianco riprende in H6 e a questo punto le minacce saranno alfiere per G6, pedone per G6, e dopo lo scacco la posizione sembra molto promettente, se non fosse che la donna silenziosamente da C7 attraversa la scacchiera, si mette davanti al proprio re, difende tutto, e allora qui non è più così chiaro come vincere. Bisogna portare altri pezzi in gioco e arriva la torre. La torre vuole andare in H4. Se nero facesse una mossa qualsiasi tipo C4, la torre in H4 minaccia matto. In caso di cavallo per H4, purtroppo per il nero questa coordinazione porta alla vittoria immediata per il bianco. E allora dopo torre 4 il nero decise di giocare torre di 8, e a questo punto torre G4 crea esattamente le stesse minacce. Adesso sì che alfiere per G6 è vincente, perché in caso di A6 catturo e dopo la possibile ricattura riprendo di torre con attacco. Questo re è un po' lì spiazzato, è ormai rimasto senza difensori, ma il matto è inevitabile. Scacco sulla traversa, il re retrocede e lo scacco in G8 chiaramente porta a una vittoria immediata. Dunque, dopo torre G4, donna D6 la mossa della partita. C'è un tentativo di controgioco. Se il bianco è superficiale, il bianco gioca alfiere per G6 convinto, ok, ho vinto, fantastico, ho fatto una partita bellissima. Controgioco, perdiamo subito, matto del corridoio. E allora bisogna fare attenzione soprattutto ai dettagli del nostro avversario. Dopo donna D6, torre F1, la mossa giocata, dando uno sguardo alla difesa, evitando i matti sull'ultima traversa e chiaramente riproponendo la minaccia alfiere per G6. Donna F8 giocata, donna H4, dettaglio interessante, il cavallo è inchiodato, quindi non sta attaccando nulla, e alfiere per G6 è la minaccia. Donna G7 sembra che difenda tutto, però alfiere per G6
è comunque molto molto promettente. In questa posizione alfiere per G6, pedone prende e cavallo F4, e vincerebbe comunque perché la minaccia è torre per G6, la minaccia è cavallo per D5, la minaccia è cavallo per E6. Come vedete sono più le minacce che le difese. Dopo donna F8, donna H4 per il bianco, e su torre F5, che comunque vuole restituire materiale per chiudere la posizione, arrivò cavallo F4 e il nero qui decise di arrendersi. Per quale motivo? Adesso i pezzi del nero sono tutti legati alla difesa di G6. In caso di donna G7, purtroppo la donna in F8 svolgeva anche un ruolo difensivo difendendo la torre D8 e quindi la posizione è andata. La posizione è persa, sono troppe le minacce del bianco e quindi alla fine il nero decise di arrendersi. Rivediamola insieme. La partita è iniziata così, quindi E4, C5, cavallo F3, D6 e a questo punto alfiere C4, che così come dicevo prima è una mossa poco giocata. Cavallo F6, C3, E6 e dopo D3 siamo in una partita molto molto lenta, direi. D5 è una scelta molto impegnativa per il nero e sembra anche molto forte perché poi è in linea con il piano dell'apertura. La siciliana vuole che il nero riesca a fare D5 sulla scacchiera. Questo cambio potrebbe andare bene, però il problema, che è poi la mossa che dà tanta iniziativa al bianco, è questa spinta in E5. Quindi il nero poteva giocare così soltanto nel momento in cui il bianco non aveva E5 a sua disposizione. Cavallo D7, donna E2, donna C7 attacca il pedone centrale, torre 1 difende e a questo punto dopo B6 l'alfiere ritorna in gioco e qui il bianco direi che è assolutamente soddisfatto della posizione raggiunta. A questo punto è stata giocata cavallo A5 e la premessa iniziale il bianco è un giocatore molto tattico, dinamico e quindi non ha perso l'occasione di portare i suoi pezzi in avanti. Cavallo in E4, cavallo cattura, cavallo FG5, la coppia degli alfieri come due raggi puntano l'arrocco avversario e quindi dopo cavallo G5 e cavallo G6 e arriva anche la donna in attacco. Arriva dunque la prima semplificazione, il cavallo torna indietro, alfiere per G6 la minaccia esistente, torre D8 e mossa di sviluppo e alfiere per H6 la mossa giocata. Il sacrificio viene accettato e a questo punto torre 4, così come vedete, e fa la tipica manovra che in altri video ho chiamato la manovra dell'ascensore. La torre si sposta sulla terza o quarta traversa per poi spostarsi contro il re avversario. Torre D8, torre G4, la minaccia è vincente, donna D6 minaccia il matto del corridoio, mossa silenziosa perché se fosse una partita rapida vi assicuro che non tutti prenderanno in considerazione questa mossa. Torre F1 e dopo donna F8 bisogna semplicemente fare pressione sul cavallo in G6. Così avviene, il bianco alla fine riesce a portare il punto pieno a casa, quindi un punto, era un torneo a squadre, un punto per la sua squadra. Ottima partita in attacco per il giocatore con il bianco. Spero che questa partita vi sia piaciuta. Come sempre vi invito a commentare, dare feedback, dare spunti al canale, seguite i social di Matto Scacco e appuntamento al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!